Eccole le prime immagini girate con un telefonino del vasto incendio che si è propagato questa mattina all'interno del petrolchimico Eni di Gela. Le fiamme sono divampate nell'isola 7 nord dello stabilimento e un denso fumo nero ha oscurato il cielo della raffineria ed era visibile a chilometri di distanza. All'interno dello stabilimento è subito scattato il piano di emergenza con l'intervento dei vigili del fuoco aziendali. Non sono per fortuna stati segnalati feriti e l'incendio è ormai sotto controllo. Le fiamme si sono sviluppate nell'impianto Cooking 1 nell'isola 7 Nord che si occupa della raffinazione primaria del petrolio. Sul posto sono intervenute tutte le squadre dei vigili del fuoco dello stabilimento che hanno ormai quasi del tutto domato il rogo. La raffineria continua regolarmente la produzione anche se con una sola delle 3 linee a disposizione. L'ennesimo incidente che ripropone il problema della vigilanza sull'impianto Eni, che sarebbe ridotto al minimo. Lo scorso giugno erano stati lo stesso sindaco e l'ARPA ad ammetterlo nel corso dell'audizione davanti la Commissione parlamentare ambiente dell'ARS, riunita nella cittadina nissena per ascoltare l'azienda, le associazioni ambientaliste e le istituzioni sul caso dello sversamento in mare di Greggio dal petrolchimico. Dopo l'incidente le operazioni fatte erano state soltanto di messa in sicurezza. La zona già da più di 20 anni è stata dichiarata a rischio ambientale dal Ministero prima e dalla Regione poi. Diversi sopralluoghi per avere conto di cosa era stato fatto con i 40 miliardi di lire e gli 8 milioni di euro stanziati per il piano di risanamento, per il quale è stato anche costituito un ufficio speciale che aveva chiuso i battenti il 31 dicembre scorso. E l'incidente di oggi è l'ennesimo allarme per una zona, come sappiamo, a grande rischio ambientale.